Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In primo piano ancora l'emergenza incendi, un'altra giornata davvero difficile in Calabria, ancora una volta fiamme nei pressi dell'autostrada che in mattinata è stata chiusa tra gli svincoli di Altilia e Rogliano. Vediamo. Estate di passione per la 2, funestata dagli incendi, auto incolonnate e fumo, traffico bloccato questa mattina sull'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano in provincia di Cosenza. Il rogo si è sviluppato lungo una scarpata vicino alle carreggiate, disagi per gli automobilisti costretti alla sosta forzata e senza alcuna informazione. In tanti hanno segnalato quanto stava accadendo alla nostra redazione. Il traffico di lunga percorrenza in direzione nord è stato temporaneamente deviato allo svincolo di Falerna con rientro allo svincolo di Cosenza, percorso inverso per il traffico a lunga percorrenza in direzione sud. Sul posto presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e dell'ANAS.